Allora, buon pomeriggio, buon pomeriggio anche a te, carissimo amico Francesco, nonché Ciccio, il nostro moderatore di questa live. Buona live, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti quelli che si collegano man mano. Un abbraccio va sempre per tutti i bambini del mondo. Mara, buon pomeriggio, grazie. Pronto? Pronto? Maestro Cleo, buonasera. Buonasera, signora. Rosetta sono, del cereale. Ben entrata, signora, prego. Grazie. Ho visto subito la diretta e subito ho chiamato, è bravissimo. Grazie, signora, un abbraccio particolar modo. Grazie. Allora, io vorrei sapere se il mio compagno mi ama e prima se torna. Sì, vediamo subito. Quanta... Bravo, è del Capricorno, 50 anni, io Rosetta dello Scorpione, 55. Da quando è andato via, signora? Ma da un paio di anni, però da 4 mesi che non ci vediamo, siamo stati qualche mese che ci siamo visti quest'anno. Va bene, andiamo a controllare. Sattuariamente. Allora, signora, gentilmente da questo momento in poi mi ferma quando lo desidera, grazie. Sì. Stop. Ok. Ora, gentilmente, deve stare zitta e parla all'ultimo, perché chi deve indovinare sono io. Va bene? Certo. Grazie. Sì. Salutiamo l'amica Emma che ci segue da YouTube. Ciao Emma, buon pomeriggio. Allora, signora, mi sente lei? Sì. Ok, allora mi stia a sentire e parli all'ultimo. Allora, questa è una storia un pochettino incarbugliata, perché questa persona è una persona, almeno come dicono le carte, poco affidabile. Perché poco affidabile? Perché questa persona non dà alcuna sicurezza, non è affidabile perché questa persona purtroppo crea disguidi in volta, cioè ama essere libero, però vuole insultare gli altri, capito? Nel modo per intenderci. Ora che succede? Che è tornato alla base, è tornato a stare con lei in volta solo per un semplice scopo, ma non perché l'ama veramente da impazzire o perché vorrebbe vivere con lei o perché no e no, e vuole essere solo come un semplice amante. Ora il consiglio mi stia a sentire, poi parli. Il consiglio che io do a lei, se ci tiene a quest'uomo, e allora vediamo cosa si può fare per farlo impazzire per lei, per legarlo a lei, per attaccarlo a lei, perché si può fare qualcosa. Se invece lei non lo ama, e allora si prende i momenti, perché prima o poi questa persona scompare di nuovo. Ma c'è un'altra? Certo che c'è un'altra, signora. Sono stato chiaro? Ma è innamorato di questa? Signora, arrivederci, buona serata. Mamma mia, cominciamo bene. Ma pensate che sono... Voi pensate che sono dolcini?
veramente non vi capisco più a voi donne. Pronto? Scusate, un uomo che ha un'altra donna e torna a contattare l'altra donna che 2 anni fa stavano insieme, ma è innamorata dell'altra. Che domanda è questa? Fatemi capire. Ma andiamo avanti, facciamo gli ignoranti come a tanti altri cartomanti, anche perché vi voglio già annunciare, chiedo scusa, vi voglio già annunciare da adesso che questa è l'ultima settimana delle mie live che io farò qui su TikTok. Poi non vedrete più le mie live, ma bensì vedrete delle registrazioni, ok? Non è per me TikTok con live come fanno tutti. Io amo lavorare diversamente, nel modo serio, pulito, corretto, ma vedo che non è per voi tutti e quindi io l'ultima settimana che faccio le live poi vi lascio in pasto ai lupi. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, prego. Volevo fare una domanda. Volevo solo chiedere se lei può vedere, mi sono lasciato con uno. Sì. Se lei vede che un giorno lui mi ripenserà. Se lui un giorno possa tornare? Sì. Vediamo, mi dici gentilmente l'età, il segno zodiacale? Allora, 51, 70, scusi, 51 Vergine. Sì. E io Ariete 88. Perfetto, mi fermi quando vuoi, grazie. Stop. Ok, un attimo solo. Grazie. Sì, nel futuro, non chiedermi quando perché non mi esce, vedo che questa persona possa avvicinarsi, perché le carte mi danno l'avvicinamento. Ok, Va la bene? mia poi da un anno. E volevo solo chiedere un'altra cosa, questo numero, se volete avere una consulto privato. Allora, per sempre questo numero qua, per consulenze in privato riservatamente il costo è di 30 euro, bisogna mandare un messaggio su WhatsApp con la scritta Cleo, voglio un consulto privato, io ti mando il postapay per la ricarica. Perfetto. Va bene? Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Quindi dalla settimana prossima ci saranno video presentazioni. Pronto? Buon pomeriggio, sono Claudia. Claudia, buon pomeriggio, prego. Allora, la data di nascita mia è il 24 agosto 76. Va bene. Mentre lui è Franco 2 maggio 77. Sì. Qual è la data? Un ritorno perché per adesso siamo un po' distanti. Vediamo subito. Da quando è andato via? Da una decina di mesi. Fermami da questo momento quando vuoi, grazie. Ok. Stop. Perfetto, un attimo. Ci sta di mezzo un'altra persona, tu lo sapevi già o no? Sì, da lui è impegnato. Sì, te lo dico perché mi esce e io te lo dico. Quindi c'è di mezzo una terza persona. Al momento questa persona ama
essere libero con la mente, sì, probabilmente si farà anche sentire, ma mo si fa prima le ferie e poi con calma trovo una scusa e torna di nuovo con te. Ok, grazie mille. Va bene, arrivederci. Una buona giornata. Grazie, arrivederci signora. Salutiamo l'amico Sergio, il mio collega Sergio Zaccariello, che dice: buon pomeriggio Cleo, ti ho chiamato prima, dopo ti chiamo, dopo la diretta. Ok Sergio, dopo puoi chiamarmi dopo la live, non ci sono problemi. Allora, linee libere, vi ricordo a tutti voi, questa è l'ultima settimana delle mie live, quindi dalla prossima settimana non ci saranno più queste mie live qui su TikTok, ma bensì video di presentazione per quanto riguarda il mio lavoro. Ok? Allora, vediamo un po', vi ricordo che chi vuole consulti in privato basta fissare appuntamenti riservatamente per chi veramente vuole risolvere un problema o vuole capire meglio per quanto riguarda il proprio problema, ok? O meglio, per chi veramente capisce l'importanza di un cammino sentimentale, è chiaro. Per chi invece ama cambiare uomini, allora è chiaro che mi chiama a fare. Finisce una storia, se ne fa un altro, qual è il problema? Ma per coloro che amano veramente una storia e vogliono salvare la propria unione, potete contattarmi in privato. Allora, vediamo. Vi voglio ricordare che il sottoscritto riceve anche in privato in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutta Europa. Quindi per tutti quelli che vogliono incontrarmi da vicino possono tranquillamente, con calma, incontrarmi. Chiaro? Mentre per chi vuole salvare la propria unione sentimentale, ricordatevi che mi occupo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore. Ok? Quindi per chi vuole incontrarmi da vicino per parlare appunto di una salvezza matrimoniale, sentimentale, lo può fare, oppure telefonicamente può chiamarmi, raccontarmi la propria storia e io vado ad analizzare il problema per poi vedere se si può effettivamente intervenire in aiuto, perché non tutti i casi sono risolvibili, però andiamo prima ad analizzare e poi vedremo. Cosa dice Aurelio? Allora, mi dispiace maestro che non fa più le live. No, amico, amica, allora no, non è per me TikTok per quanto riguarda queste live, assolutamente no. Non amo spassare le persone come fanno tanti, siete abituati ad altri consulti con altri personaggi, ma io non sono uno di quelli che voi chiamate tutti i giorni. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera Maria. signora. Maria, prego. Niente, io volevo sapere se ci sarà una relazione con Maurizio. Allora, Maurizio, mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? 49 Leone io, Sì. 54 Leone lui. Perfetto, andiamo a verificare. Grazie. Prego. Allora, mi fermi quando lo desideri, grazie. Va bene. Stop. Ok.
Allora, signora, le dico subito, c'è buona possibilità di iniziare un cammino, Sì, però deve fare attenzione a una terza persona che può ostacolare il tutto, perché mi esce la carta del diavolo e il dio del male. Quando esce questa carta sta a indicare ostacoli procurati, capito? Quindi ok. può nascere questo cammino sentimentale, però c'è Sì. sempre di mezzo questo ostacolo da combattere. Diciamo ci sono pure altre donne. Sì, è chiaro, è quello l'ostacolo. L'ostacolo è un'altra donna. Sì, Potrebbe essere l'ex moglie? anche, Anche. Ok. va bene? Ok, grazie mille. Arrivederci. Gentilissimo, Prego, grazie. signora. Salve. Arrivederci. Allora, che dice? Se devo contattarlo più in là, il cellulare è sempre questo? Sì, il cellulare è sempre questo qua. Conservatevi il numero, se un domani aveste bisogno di me sappiate che io ci sono. Ma comunque il mio profilo rimarrà aperto, quindi voglio dire, non ci sono problemi. Maestro, nessun condivide live, mette mi piace e blocchi chiamate finché non condivido. Sì, sì, fra poco lo faremo, carissimo Ciccio. Daremo un po' di educazione, come no. Allora, pronto? Buonasera professore, Buonasera a lei, prego. posso farle una domanda? Sicuramente. Allora, volevo sapere se a breve cambio casa, perché sto in cerca di casa in affitto, ma perché ho dei gatti nessuno vuole fittarmi. Ah, E quindi perché lavoro in nero, non ho buste paga e non si fidano. purtroppo siamo arrivati a questo. È una situazione un po' particolare la mia. Succede anche questo, come no. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Sono Toro 22474. Perfetto. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Stop. Mi devi dare il tempo di prenderle, però. Scusami. Vai. Ok. Ok. Allora, Michele, salve maestro, sono Michele Avella, ho bisogno di lei. Prendi il numero e mi chiami in privato. Per consulti in privato costo 30 euro, oppure in live, in questa live è del tutto gratuito. Ok, Michele? Il numero tra poco lo darà l'amico Francesco Ciccio. Allora, ci sarà una conoscenza che ti darà un aiuto, carissima amica mia. Quindi troverai casa tramite questa conoscenza, questa persona che si assuma lui le responsabilità. A breve. Non vedo lontano, io penso tutto questo mese. Bella notizia allora, grazie. È la verità, io amo dire le verità. Sono felicissima di questa notizia perché veramente sto soffrendo questa situazione, ma tanto. Vedrai che andrà tutto bene. Ricordati, mai piangersi addosso. Hai ragione. Bisogna essere positivi, perché la positività porta altra positività, la negatività porta altra negatività, capisci? È vero, è vero. Quindi non piangerti addosso e vedrai che troverai casa molto molto presto. Ok, grazie. Grazie mille, veramente. Arrivederci, signora. Sei un grande. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Grazie. Allora, fermiamo un po', vediamo un po', ecco qua. Allora,
Abbiamo messo un po' in pausa il telefono per dire alcune cose perché se no non posso parlare, continue telefonate. Allora, il motivo della mia decisione di fermarmi con le live è il seguente. Siccome sono un serio professionista e un personaggio pubblico, come voi potete vedere, da 45 anni più o meno, 44 anni che faccio questo lavoro ed amo lavorare in un certo modo, pulito, senza inganno, senza truffare persone, senza prendere in giro la gente. Però vedo che su TikTok non siete abituati a questo modo mio di lavorare. Siete abituati a questi 4 che vedete con le carte in mano e fate il giro continuamente, chiamata uno, chiamata un altro, chiamata un altro, chiamata uno, chiamata un altro, chiamata un altro. Insomma, siete abituati a essere spassati. Siccome non sono il tipo di spassare a nessuno, il mio tempo è preziosissimo perché il Santone di Avella è conosciuto da 44 anni e mai e poi mai mi butto così su TikTok per niente. Mi sta anche bene, ma finché ci fosse il vostro rispetto nei miei riguardi, ma vedo che non c'è rispetto e quindi non mi va di fare le mie live su TikTok. Quindi fatevi spassare da questi 4 che voi vedete in live, fatevi truffare da questi 4 cartari ed va bene così. Quindi io questa settimana finisco le mie live fino al sabato, poi non mi vedrete più, vedrete solamente i miei video presentazioni che io faccio registrate e ve li faccio vedere qui su TikTok. Va bene? Tutto qua. Che dice l'amica se cose prima io sono una persona che guarda e osserva, non ho capito, non ho fatto in tempo a leggere. Vabbè, questa è la mia decisione, questo è il mio pensiero, può essere sbagliato che sia, ma viva la sincerità ed questo è come la penso io. Va bene? Allora, via le telefonate ed telefono attivo. Avanti le prossime telefonate. Poi non vedo la vostra collaborazione. No, non sono di Avella, sono di Caserta. Il primo mio ufficio l'ho aperto ad Avella, sì, tanti anni fa. Poi non vedo una condivisione. Non vedo una collaborazione di mettere i mi piace. Allora a questo punto poi chiamate ad altri, fate le vostre donazioni, offrite donazioni, monete, cioè vi fate prendere per il culo come vi pare, vi piace, è tutto a posto. Poi qui se dovete mettere un mi piace o dovete condividere, non lo fate. Allora, vi lascio in balia con i vostri lupi. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera a lei. Le volevo fare una domanda su di me. Sicuramente, prego. Siccome posso parlare? Sicuramente, mi dica signora. Siccome volevo fare una domanda su di me, siccome tanti anni fa mi hanno fatto una protezione Sì. che la porto ancora addosso, volevo sapere se ancora queste protezioni che ho avuto sono ancora valide o hanno una scadenza. Allora, signora, dipende da chi è andato per fare questa protezione. Le faccio capire subito. La vera protezione, il vero amuleto protettivo, diciamo così, giusto? C'ha la durata di un anno. Perché? Se adesso siamo nel 2022, Sì. prossimo anno è il 2023. Sì. Quindi
occorre ricaricarlo per il nuovo anno, per la nuova data. Ho capito, siccome a me hanno detto di tenerla sempre addosso e mi hanno dato una preghiera che dico ogni anno, a inizio anno, tutto il mese di gennaio, devo dire una preghiera adatta agli astri. No, signora, non cerchiamo di non confondere le cose. Gli astri è una cosa, la preghiera ne è un'altra. Gli astri, è una preghiera sugli astri. No, signora, non sono pienamente d'accordo con lei. Ma comunque, lei è la mia data, vediamo quello che esce. No, fuori. signora, non me ne frega più di tanto. Non è che vado a vedere se questo gli ha fatto l'amuleto. Chiami a chi gliel'ha fatto, per carità. Io le sto dando spiegazioni in merito della logica che gli astri sono gli astri, la preghiera è la preghiera, la chiesa è la chiesa. Cioè, lei non mi può confondere l'astrologia. Allora era una cosa sugli astri, che devo dire ogni anno. Allora, che lei dice una cosa sugli astri ogni anno non c'entra niente con l'amuleto protettivo, perché l'amuleto protettivo... Mi sono confusa Sì, io. sì, vabbè, ma l'amuleto va rinnovato ogni anno con le energie dell'operatore. Ha capito? Sì, sì. Almeno come lavoro io del mondo delle scienze esoteriche. Poi se vogliamo con la bocca vogliamo dire tante stronzate, allora chi più ne ha più ne dice. Vediamo quello che esce fuori. Le do la mia data di nascita. Va bene, signora? E allora 14/2/66 Acquario. Sicuramente. Allora, mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Si può. Ok, grazie. Allora, vediamo. Allora, lei ha un percorso per quanto riguarda la fortuna, la libertà delle negatività, perché io vedo positività, quindi è abbastanza libera, pulita, quindi non vedo di che preoccuparsi, quindi sta bene così, non c'è nessun riscontro negativo per lei, signora. Va bene, la ringrazio molto, sempre gentilissimo. Auguri, signora. E chiedo scusa se mi sono espresso male. No, signora, io le ho dato semplicemente una risposta tecnica, capito? Non altro, si figuri. Va bene, arrivederci. Perché la magia esiste, le energie esistono, voglio dire. Quindi poi ognuno... Datevi da fare, pronto? Sì, pronto, mi sente? Prego. Allora, sono Elisa, vengo da Bergamo e volevo fare una domanda, è possibile? Come no? Prego. Grazie. Allora, io ho una situazione un po' altalenante, nel senso che mi sono lasciata con questo ragazzo ormai da un anno, però ci sono stata insieme tanto e adesso è tornato qualche giorno fa e non sto capendo più niente. Vuoi sapere se ti puoi fidare? Sì, anche perché non capisco perché, ed è forse sì, un giorno o due che è strano e non so se è sincero con me, io non voglio perdere più tempo. Dammi la tua età e il tuo segno zodiacale. Ok, allora ho 21 anni e sono del Leone. E lui? E lui ne ha 26 ed è dell'Ariete. Ok, mi fermi quando lo desidera. Cosa? Mi fermi quando vuoi.
sto a prendere le carte al posto tuo. Tu mi fermi quando lo desideri. Ok. Ok, un attimo solo. Andiamo prima a leggere un commento su YouTube. Allora, Tati76, buon pomeriggio. Io volevo dire solo che ho chiamato una settimana fa per il contratto di lavoro, ma non me l'hanno fatto come avete visto, ma non è la colpa sua, per carità. E vabbè, ma io te l'ho detto, burocrazia in Italia, c'è tanta burocrazia. Quindi se le carte ti dicono di sì, è di sì naturalmente, ma poi se il tuo capo, il tuo contratto lo dà un altro, quello lì è un altro discorso. Siamo in un mondo di pazzi. Allora, un attimo solo. Allora, vediamo. Effettivamente questa persona ti manda al manicomio, nel senso che è una persona che non sa nemmeno lui cosa vuole dalla vita. Sì. Cioè, adesso magari fa vedere la luna, il sole, poi bello e buono scompaia per un giorno per riapparire il prossimo giorno. Esatto, ma infatti... Allora, è poco affidabile. Io il consiglio che ti do, mandalo a quel paese perché ti meriti il meglio. Sì. E puoi avere veramente una persona accanto che ti capisca e ti voglia tanto bene. Ma vedi magari un'altra in mezzo? No. Perché non capisco se magari per un'altra o se è proprio lui che è stupido. No, è lui proprio che è fatto così, non vedo un'altra persona attualmente, ha rotto con l'altra, non c'è. Ok, no, perché insomma è stato strano, ecco, Sì. non mi è piaciuto per niente, allora io ho tirato un po' fuori, diciamo, il carattere e Infatti, si è allontanato. Sì. Come ho tirato fuori il carattere si è allontanato, questo volevo capire, se era una questione. No, non è una questione perché hai tirato fuori il carattere, ha visto che lui non può piegarti come vuole, capito? Sì, e quindi io ti consiglio di mandarlo a quel paese perché soffrirai tanto. È già una sofferenza già così, infatti ero indecisa già di dargli perché è la terza volta che fa così, è la terza volta che Mandalo a quel paese, vivi la vita è breve, carissima amica mia, la vita è brevissima. Tu pensi che la vita si campa 100 anni? No, ognuno di noi non sappiamo la nostra durata della vita e vale la pena godersela nel modo giusto, viverla con la persona giusta e cercare di allontanare gli ostacoli e le persone che ci creano disguidi. Sì, esatto, infatti non è facile perché sono anche tanto di cuore come persona e mi fa soffrire come cosa, è un anno che sto così, poi è normale, mi dice le stesse cose che penso io, no? Magari dice mi manca quello e quell'altro, allora io ci credo come un'oca. Non pensarlo. E quindi niente, io tanto ci ho provato altre volte, ci ho provato anche stavolta. Ma non c'è poco da recuperare. Adesso siamo durati neanche 2 giorni. Appunto. Niente, così almeno me ne faccio una ragione e basta, così non mi torturo la testa per quello che chiedo. Tranquilla. Perché non voglio perdere tempo. Segui il mio consiglio. Grazie, veramente. Segui il mio consiglio. Grazie, è sempre meglio non perdere altro tempo con queste persone. Tranquilla.
Grazie mille. Buona giornata, buona serata, scusa. Anche a lei. Salve. Allora, le linee libere. Pronto? Buonasera, sono Tati76, Tatiana. Buonasera Tatiana. Allora, io vi volevo dire che non è colpa sua, per carità, e solo soltanto che diciamo il lavoro ora come ora magari è poco, via, non è quello. Cosa? Di lavoro che avete visto una settimana fa che mi Ah, piaceva no, di ma lavoro. no, figurati. Sai qual è il discorso? In Italia siamo messi male perché il fatto di rinnovare Sì. ogni qualvolta è diventato un caos, perché quando andiamo a vedere la tua persona, che sei una, Certo. che sei una persona che vali, e le carte ti danno che sei una persona che vali e ti danno il rinnovo di un contratto perché è nella regola del cartaceo, giusto? Sì. Poi esce qualcun altro e ti fanno il cambio. No, non hanno preso un'altra persona per me, cioè al posto mio. Dico, può succedere anche questo. Quindi, No, oppure non ti rinnovano perché per diminuire il personale il fino, personale. sì, me l'ha detto, fino più in là, che vabbè. Allora, io avrei una domanda personale, se è possibile. Come no, dimmi. Allora, lui si chiama Cesare e mi fa tanto dannare, no? Sì. È altalenante, una volta dice una cosa, poi un'altra, insomma. E vorrei sapere come se si sblocca alla fine, perché io divento pazza come la signora di prima, la signorina. Sì. Ecco, lui è Ariete, io Ariete, lui è nato il 28 marzo 74, io 7 aprile 76. Vediamo subito, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, io chiamo questi qua, rapporti di comodità. Capito? Sì. Ecco il motivo di questo comportamento. Perché quando vuole ti vede, quando non vuole non ti vedono, per dire, no? Sì, è così. Ma chi glielo fa fare di impegnarsi più di tanto? Però il bello è che, come ho controllato il telefono, ai suoi amici dice no, io ho una compagna, la mia compagna, poi alla fine si comporta da cretino. Sì, come chiamo io? Sì. Da bimbo. Sì, ma sono uomini che non hanno le palle. E quando dici che magari dice tu c'hai un carattere forte, è vero? E allora inizia a dire ma no, ma sì, cioè nemmeno lui non sa. Non è che nemmeno lui non sa, lui lo sa molto bene. Il discorso è che ci sono due tipi di rapporti. Il rapporto sentimentale dove prendi la botta, sì, perdi la testa, ti innamori e va là, e quello che succede. E poi si comincia a organizzare. E il rapporto, l'altro rapporto è quello di ma oggi in italiano chiamano scopa amica, poi non lo so. Troppa amica. Quindi voglio dire, ma nemmeno quello, sono mezzi che
E se viene neanche quello non ti tocca più. E appunto, ma che ne fai di un uomo così? Cioè non dà sicurezza, non sa nemmeno lui cosa vuole, perché cattivo non è, attenzione, perché le carte non me lo danno, no. le carte non me lo danno come una persona cattiva, io devo essere sincero. Però è una persona molto ambigua, una persona molto, molto insicura. Quello sì, quello poco ma sicuro. Ma io pensavo che magari c'è anche un'altra e mi nasconde. No. Garantito, te lo dico io. Perché io ci pensavo pure di fargli qualche cosa, però purtroppo ci sono a volte dei prezzi che saltano alle stelle. Vabbè, dipende tu da chi vai. Se Guarda, vai... vi racconterei un giorno in privato, te lo dico la verità. Allora, vogliamo parlarne? Io ne so tante di queste situazioni. Allora, Guarda. ascoltami bene. Io dico che, perciò dico io fino a sabato mi vedrete qui in live, poi stop. Poi non farò più live qui su TikTok. No, io vi ho visto su YouTube. Sì, vabbè, anche su YouTube, quindi stop con le mie live, farò solo video di presentazione, come ho sempre fatto. Ti spiego una cosa importante. Allora, purtroppo, quando avete bisogno di un lavoretto, che ne so, un legamento d'amore, ma io ho sentito lamentele in privato dove persone sono state addirittura minacciate, dove persone sono state derubate ma di grosse cifre. Ma guarda, anche io sono stata, ti dico la verità, solo per addolcimento certe cose ti chiedono quasi 3.000 euro. E una persona... Per me fanno bene che vi truffano, fanno bene. No, bene. Il problema è che 3.000 euro una persona non ce l'ha, perché ma non è una cifra per fare un ritorno, un legamento d'amore, non esiste, non per cielo e non per terra questa cifra, non esiste, sono solo grandissimi truffatori. Ti spiego il motivo. Allora, la colpa io la do a voi tutti, sai perché la do a voi tutti? Io l'ho fatto una volta. No. Vabbè, io parlo in generale. Sai perché? Sì. Sai perché? A quest'ora sono esattamente le 16:03. Se vai a fare lo scroll sul display del telefonino, su TikTok, ci sono minimo una trentina di cartomanti, che io chiamo cartari, a fare le carte. Nessuno di quelle ha un diploma di astrologia, cartomanzia, quel che sia. Sono tutti personaggi improvvisati la sera al mattino. Ah, quello lo posso fare anch'io, Brava. Però non ho la coscienza apposta. Aspetta. Ora, tra tutti quelli, ognuno di voi si fa il giro e si fa fare le carte a tutti coloro che vedono con le carte in mano. Uno di quelli li convince a fare un lavoretto che non ne capiscono un tubo di quello che si deve fare o come fare un ritorno, che sono cose che esistono. Ok? Sì, quindi sì, dico io, se proprio vi volete far fare un lavoro da qualcuno, oggi esiste YouTube. Se vai su YouTube e vai a scrivere Mago Chiappariello, sì. Vedi che su YouTube di Mago Chiappariello non ti esce niente, nessuna storia di Mago Chiappariello. Se vai a mettere un altro nome di qualche altro personaggio più conosciuto, comincia a uscire fuori la storia di quel personaggio, qualche video più interessante e via. Se vai a mettere su YouTube per dire il mio nome, il Santone di Avella, comincia a uscire fuori lo so. filmati di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 1, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, Sky. Allora cominci a farti qualche domanda,
capisci? vero, quello sì. E Però allora? io voglio dire sui Allora prezzi, io cioè- non dovrei prendere come tanti 3.000 euro, ma dovrei prendere 5.000. Ma invece io della cifra che tu hai detto, io prendo la terza parte, quello sì. perché Dice uno fa un sacrificio e lo fa. io prendo pochissimo quando mai, perché purtroppo siamo in un contesto che i soldi non è che scendono dal cielo, ognuno se li suda. Allora, io vi dico solo questo. Io ho pulito una discoteca, perché qui in Toscana è molto conosciuta, Boccaccio, Sì. Boccaccio Club. Sì. È pesante di pulire i bagni, il vomito, di sentire l'odore di piscio la mattina. Hai ragione, hai ragione. Non parliamo di altro, perché poi divento proprio... vabbè, capisco, ho capito. Ecco, quindi quello che vediamo in discoteca, magari nei bagni, lasciamo perdere questi ragazzini il giorno da oggi, che poi i genitori dicono che sono bravi, ma non è così. Detto ciò, vabbè, si va avanti. Per sudare, per arrivare a 1.500, 1.400, 1.500 euro, che io poi ho 3 lavori, ho avuto, per mantenermi, di pagare l'affitto, le bollette, e aiutare i figli e i nipotini, vuol dire tanto. Mi alzavo tutte le mattine alle 5 e andavo alle sera alle 9 a letto. Quindi di chiedere quella cifra lì, uno dice, cacchio, allora preferisco di dare ai miei nipoti. Sì, cioè, come no, ma è così, è così. Che se dici ok, uno ti chiede 400, 500, ci sta, va. Allora, ti ripeto, siamo in un mondo di pazzi. Cioè poco ma sicuro. tu non puoi immaginare, io personalmente, quando effettuo un lavoro, vado a vedere se può succedere oppure no, e non prendo queste cifre sbalorditivi, io prendo quel poco. Io per ogni singolo, lo posso dire perché non c'ho da avere niente con nessuno, io ogni singolo mio lavoro prendo 800 euro da tutti, però do sicurezza e garanzia, e se non dovrebbe riuscire torno indietro il denaro. Figurati un po', io sono l'unico scemo. No, non è l'unico. Non è l'unico, perché ho visto anche delle persone che comunque, c'è un ragazzo su Instagram, io l'ho visto per caso, che ha fatto un post che diceva che non è uscito un rituale e ha rimborsato 100% alla signora, perché è giusto così. Ma il vero professionista fa così. Non è l'unico. Questo è. Non è l'unico. Comunque, detto ciò, io vi ringrazio. Ti abbraccio. Vi auguro una buona serata, una buona settimana. Mi sa che ci sentiamo in privato per una cosa del genere. A disposizione, ti abbraccio e ti auguro una buona serata. Grazie, altrettanto. Arrivederci. Allora. Avete capito tutto quello che ho detto, il motivo perché, il motivo di perché io mi assento? Linea cascata. Allora. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, prego. Ciao, vorrei sapere se questa persona prova qualcosa nei miei confronti. Sicuramente. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 20, Sagittario. E lui? Lui ce ha 18. Scorpione. Sì, fermami quando lo desideri da questo momento in poi. Ok. Stop. Perfetto. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
No, io vedo le carte mi danno la vittoria, mi danno un interesse da parte di questa persona nei tuoi riguardi, ci tiene, quindi puoi fidarti. Ci tiene. Sì, E quando si farà avanti più o meno? e questo non te lo so dire, sta nella sua mente. Tu mi hai chiesto se questa persona sente un qualcosa Sì, hai per te. ragione, pensavo che potevo uscire nelle Sente amore per te, però cosa è successo? Che è scappato, questo lo sai solo tu. Non ho capito? Cosa è successo per poter scappare questa persona? Lo sai tu, perciò ti dico, ci tiene a te, però... No, ma non è stato mai niente tra di noi. E allora, scusami, qual è il problema? Lui per No, te... volevo sapere. No, può nascere, ho detto qualcosa, senti interesse nei tuoi confronti, ma è una cosa che è nella sua mente, quindi voglio dire, faglielo capire anche tu che ci tieni e che ci stai. Vedrai che si farà avanti, perché a volte ci sono persone che hanno paura di sbagliare e hanno paura, dice, se mi faccio avanti va a finire che questa mi dice di no, faccio una figuraccia e la perdo pure come mia amica. Ho capito. Capito? Perché noi veramente siamo amici. E appunto ti dicevo. Va benissimo. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, vediamo la prossima. Andiamo a spassare la prossima persona. Pronto? Sì, buonasera, sono Lucia. Buonasera Lucia, prego. Volevo fare una domanda su una persona che adesso siamo lontani. Sì. Quindi vuoi sapere? Se c'è un riavvicinamento, Vediamo. un ritorno. Sì. Da quando è andato via questa persona? È un anno fa più o meno. Un anno fa. Allora, gentilmente, se tu mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Sì. Sono Bilancia, 48 anni. Lui è Scorpione, 64. Perfetto, andiamo a verificare. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Grazie. Prego. Stop. Ok. Allora ricordo a tutti voi che fino a sabato potete seguirmi con le mie live. Da sabato in poi solo registrazione, quindi non ci saranno più le mie live. È una mia decisione presa e così sarà. Allora, senti, mi esce la carta del diavolo, ti faccio vedere, quando esce nella cartomanzia la carta del diavolo, questa qui, sta a indicare il dio del male, sta a indicare sempre il mondo esoterico. Ciò vuol dire che questa persona che io vedo vicino ad un'altra è stato come lavorato da qualcosa che riguarda il mondo esoterico per allontanarlo da tutte le altre donne per tenerselo bello stretto stretto a sé. Quindi un ritorno io non lo vedo, signora. Ok? Ho capito, la ringrazio. Buona serata. Buona serata, grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Posso chiedere una cosa per il mio compagno che riguarda il lavoro? Sicuramente, mi dica.
Le serve il nome e la data? Mi serve, sì, l'età e il segno zodiacale. Allora, ha 49 anni, quindi 50 li fa in agosto ed è del Leone. Quindi la domanda precisa qual è? E la domanda precisa è quella che lui sta aspettando già da diverso tempo, un'opportunità di lavoro, dovrebbe essere chiamato per un colloquio, però insomma ancora qua che aspetta ed sta sulle spine, insomma. Vediamo se sta ci abbastanza sarà, male. vediamo se esce questa chiamata allora. Va bene. Mi fermi quando vuole, da questo momento in poi. Perfetto, ok. Grazie. Allora, signori, io vedo allora un altro colloquio con un'altra persona. Scusi, non l'ho sentita bene. Lei vede un altro? Colloquio con non ha niente a che fare con quello che lui sta aspettando. Sì. Capito? Sì, ma in effetti lui avrebbe una preferenza, però lei ha ragione dicendomi che avrà un altro colloquio con un'altra situazione lavorativa che non è, diciamo, quella che lui preferisce. Non ha niente a che vedere con quella lì, è tutta un'altra cosa, quindi lo vedo molto non lontano. Sì. E presto farà questo colloquio, quindi l'importante per me è che abbia il lavoro, perché è quello sì, poi alla fine che cerca. Ci sarà signora, ma non quello lì, non quello lì che lui sta aspettando, non quello che lui vuole, ma un altro, insomma, avrà esatto, comunque un lavoro, perché questa sicuramente, è la cosa più importante. Sì che ci sta signora, ci sta, e sarà fra molto tempo, ma io penso un qualcosa nell'aria nel mese di luglio, Ho capito, insomma deve aspettare ancora un po', deve avere un po' di pazienza. Esatto, sì. Vabbè, speriamo, perché non è facile da gestirlo. Lo so signora, oggi purtroppo siamo in un mondo complicato col lavoro. È vero, ha pienamente ragione. No, ma è diventato uno schifo, cioè se lei pensa solo che ognuno di quelli che stanno a potere prendono tanti svariati di soldi al mese, no? Sì, sono d'accordo con lei. 18.000, 20.000 euro al mese, insomma. Bravo, esatto. Vogliono comandare con la tasca piena a noi poveri miserabili, esatto, che cerchiamo di arrangiarci per vivere. Ma come si può fare a combattere un po' sta gente? Perché insomma poi dobbiamo anche dire un po' mea culpa, perché diventiamo noi su quelle poltrone. Non c'è niente da combattere, bisogna avere le palle di andare via dall'Italia. Ecco, infatti è quello che vorrei fare con il mio compagno, ne parliamo spesso di questa cosa. E fa bene signora, va bene, io mi vergogno di essere italiano. Mamma mia, guardi, veramente è una tristezza infinita. Ma lei signora, se lei immagina oggi nel 2022 che stiamo, ci sono persone, famiglie che io mi viene da rabbrividire, non c'hanno da mettere a tavola per i propri bambini. Certo, no, ma ne sono consapevole. Ed è vergognoso. Sicuramente. Arrivederci signora. La ringrazio, lei è stato gentilissimo, casomai la contatterò per un consulto privato. Molto bene, gentile. Grazie. Buone cose, grazie mille, arrivederci. Francesco, sì, l'ho visto, ho visto un video su TikTok dove si parlava di questo bonus di 200 euro, che ho scritto sotto, te li do io a te 200 euro.
perché il modo che lo diceva, uno addetto a queste cose, lo diceva come se stava parlando di 200.000 euro. 200 euro, ma è una carità, è vergognoso, bonus di 200 euro per comprare le caramelle ai miei nipotini, 200 euro. Vergognatevi. Pronto? Buonasera. Buonasera. Maestro. Buonasera. Prego. Volevo fare una domanda, se possibile. Prego, come no? Volevo sapere se c'era un riavvicinamento con il mio ex. Sicuramente. Siamo stati da qualche mese. Quanti anni tieni? Che segno sei? Io mi chiamo Irene, sono Ariete, lui è del Sagittario e Giovanni. Sì. Fermami quando vuoi. Ok. Basta. Sì. Da quando è andato via? È un paio di mesi. Sì. Si farà ancora sentire, ma per farti ancora una volta soffrire. Vedo inganno, lui è una persona ingannevole, è malvagio e cercherà ancora una volta di farti soffrire. Fa attenzione perché, ripeto, verserai lacrime. Quindi si farà ancora sentire? Sì. Ho capito. Sarà sempre così, però siamo stati insieme 2 anni, non mi ha dato mai problemi, è stato sempre, siamo andati sempre bene, poi si è un po' allontanato. Ma ti ha lasciato però. Non ho capito? Ho detto, dopo 2 anni ti ha lasciato. Se lui torna con quella testa di spassarsi un altro poco, un altri 2 anni e poi ti lascia di nuovo, cosa vuol dire? Non è sofferenza questa? Ho capito. Lei dice che torna, quindi se torna gli faccio io il servizio. Fatti una camminata. Va bene. Giusto? Va bene. Lei mi dice che mi contatterà. Sì, praticamente. sì. Ok, allora sono già preparata. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, in mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti primi. Questa è una live di cartomanzia. Per parlare con me anche nel privato riservatamente potete fissare appuntamenti tramite WhatsApp. In privato i consulti sono a pagamento. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Vorrei sapere per quanto riguarda mio marito, per il lavoro. Allora, tuo marito quanti anni ha? Che segno è? Dunque, lui ha 54 anni, però essendo il 23 agosto, non so se Leone o Vergine. Va bene, me la vedo. Vuoi sapere se trova lavoro? No, se lavora dove sta, se aumentano un po', se cambia lavoro. Se cambia lavoro. Sì. Ok, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Perfetto. Salutiamo l'Ostris su YouTube. Buon pomeriggio. No, non vedo alcun cambiamento, Gioia. Ok. Però vedo sicurezza su questo lavoro che lui sta portando avanti. Ho capito. Quindi andrà bene questo lavoro, giusto, maestro? Sì, tranquilla. Va bene, grazie maestro. Arrivederci. Arrivederci.
Linee libere. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Volevo sapere tu di ritorno. Se ci sarà un ritorno? Sì, grazie. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Io ho 50 pesci, lui cancro 45, Da quando è andato via? più di un anno. Vediamo, fermami quando vuoi. Ok. Ok, ferma. Sì, ho capito. No, non vedo alcun ritorno, carissima. Lo vedo fermo sulle sue decisioni. Capito? Ok, grazie. Arrivederci. Grazie. Prego. Allora, ogni giorno dalle ore 15:30 alle 16:45 in questa live, ok? Pronto? Pronto? Sì? Ciao, buonasera. 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 Senta, io vorrei farvi una domanda, ma è gratis la prima domanda, giusto? No, qua è tutto gratis, non è la prima domanda o la seconda domanda. Qua stiamo omaggiando a tutti con un consulto di cartomanzia ancora per poco, fino a sabato, poi scompaio. Poi io scompaio con le live da TikTok. Ah, mi dispiace però. No, vabbè. Ci sono tanti altri che vi spassano. No, allora... Hai vabbè, voglia. si spassano sì, però ci sono molti truffatori sui soldi. E fanno bene, signor. Quelli, Questo sì, ne sono d'accordissimo. Ma quelli là ci vogliono per voi tutti. Io qua sopra io qua non ci sto bene perché non so fare le live come gli altri. C'hai ragione, ne concordo perfettamente perché sono tutti truffatori di un solo soldo. Non so lavorare come gli altri, amo starmene riservatamente riservato perché sono 45 anni che faccio questo e amo essere sempre, voglio essere sempre quello di una volta, non amo cambiare. Io ti faccio tanti auguri per questo. Grazie. Allora dimmi Senti, tutto. io ti voglio fare una domanda, non so se te la posso fare. Prego. Allora, praticamente il mio compagno sta facendo una cura per la fertilità. Sì. E volevo sapere se questo mese c'era la possibilità che io fossi rimasta incinta, solo sì e no, se si può fare questa domanda. Non prendere in considerazione quello che io ti dico perché non sono un medico. Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io sono il segno dell'Ariete, ho 33 anni e mi chiamo Lucia. Lui? Lui Marcello, nato il 5 novembre 84. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ora? No, mi devi fermare nel momento che prendo le carte, vai. Scusami. Mi fermo? Sì. Ok.
Senti, la carta della gravidanza non mi esce, però mi esce la ruota della fortuna. Ciò vuol dire che ci sarà questa gioia. Ah, ok, quindi questo mese più che non è probabile. Esatto, però avrai questa gioia. Ah, ok. Va bene? Io questa è la domanda che vi volevo porre. Io ti ringrazio moltissimo e ti faccio i miei tanti auguri. Arrivederci. Ok, grazie, buonasera. Pronto? Buongiorno. Salve. Salve, io sono Luca. Sì. Prego Luca, dimmi. Allora, oggi la mia donna in pratica mi ha lasciato. Sì. Che vuole tornare in Romania perché è stanca, ha problemi un po' col papà e la mamma, robe varie. Sì. E il 24 voleva scappare in Romania dove hanno la casa. Sì. E io volevo sapere come andrà, se veramente andrà via, perché ha un lavoro che ha preso anche delle cariche maggiori e vuole mollare tutto e andarsene, è un po' sull'esaurimento. Vediamo subito. Mi dici quanti anni c'ha, che segno è? Allora, è dello Scorpione, ha 32 anni. Tu invece? Io sono del 25 maggio del 1972. Perfetto. Io ho 50. Andiamo a verificare. Fermami quando vuoi. Ok. Perfetto, andiamo a vedere. Sì, sta molto esaurita. Io vedo questa partenza, questa sua decisione verrà presa. Quindi purtroppo ha preso questa sua decisione e la manterrà. Ho capito. Le carte mi danno questa risposta. Altro? No, va. Allora, le carte ti dicono che questa persona sta a sentire molto ai familiari, la stanno plagiando mentalmente Sì. e praticamente mi esce la carta del diavolo, ti faccio vedere questa qui. Quando esce la carta, vabbè, poi magari vai a vedere, però quando esce la carta del diavolo ha sempre a che fare con il mondo esoterico, quindi suppongo che questa persona è plagiata dal mondo esoterico per farla andare via dall'Italia. Ok? Ho capito. Posso fare qualcosa, no? Allora, quando puoi, se vuoi, mi chiami in privato e vediamo quello che si può fare, cosa vuoi fare, va bene? Il numero privato? Sempre questo qui. Eh? Sempre questo è il numero, dopo la live. E la chiamo quando? Dopo le ore 17 io sono in privato. Ok, la ringrazio. Arrivederci.
Grazie mille, arrivederci. Prego. Allora andiamo ancora con qualche telefonata. Allora, fino a sabato pomeriggio vi posso spassare. Dopo sabato finiamo il giochetto. Pronto? È caduta. Mi dispiace. Finisce il giochetto. Allora, pronto? Buonasera, come stai? Uè, signora bella, buonasera. Buonasera, come stai? Ma sabato allora è finita. Abbassate il volume perché non riesco a capire. Ho abbassato, ma sabato è finita. Sì, finimmo spasso, signor. Allora rivenga a A disposizione, è un piacere. E ora venga, ma la settimana prossima, perché la macchina è bella. Allora, signor, Mi chiama e poi dica a strada, qua a strada a me c'è bisogno, che non ci sta di là. non ci sono problemi, è un piacere abbracciarvi. Piacere è mio, venga, andiamo lì mia figlia. Vi aspetto. Prima di tutto buonasera. Buonasera. Come state? Abbastanza. Ringraziando il Dio. Ma volevo fare il soldi in limbo, stanno Signor, allora, mi chiamo Rosario, chiamatemi Rosario. Rosa, è tutti in ordine, te l'ho detto tante volte, è tutti in ordine, stanno... Ma freccia o meno, quando vanno arrivare? Ascolta, il tempo noi non lo possiamo vedere, tutto sta in mano a chi è di dovere, però è stato fatto tutto, hanno solo sbriga la pratica per mandarti, però chi è un movimento loro che fanno, capisci? Chiudere una mano è meglio. Ma non pensi che passi tutti i giorni, no? No, io penso che, ascoltami bene, io... Perché oggi passi i mesi di aprile. Dalla mia sensazione che io avverto, io ti dico che tutto questo mese qua non passa a da successo. Perché andiamo in là e facciamo tirare in Napoli. Azzo, zogna e pepe. Ti posso fare una domanda? Sì. Hai fatto un rinnovo da un reddito di cittadinanza. Avremo un anno per 15 giugno. Vediamo subito. Ecco, la data non lo posso dire, ti dico se succede. Oh, fermami quando vuoi, lo so. Mi devi fermare? Basta. Ok, vediamo. Andiamo vicina, giovani. Ti aspetto a braccio aperto, lo so. No, presto avrai la comunicazione perché sta tutto in ordine, è accettato. È accettata? Sì, tranquillo. Sono L'Evro mi sanno mangiate e crap. buono, la di cittadinanza è tutto in ordine. Sì, tranquillo. Allora ho fatto il limbo, si è potuto assumere. Tutto sto mese penso che da successo. Perché l'altro chiamato all'avvocato, sta macchina funzionale dell'avvocato. Capito? Ma che si fa qua? Il signore D'Alessa dice no a me, ma io non posso riuscire all'artista, ti aspetto il tempo. Ha detto già sono di me. Ha detto ma non mi preoccupare, no, mi preoccupa io. Hanno passato che le vasciane a mettere in gol. L'importante è che hanno arrivato lento. Ok. Allora, vi chiamo lunedì prossimo. Lo sa. L'appuntamento ce ne posso vedere più o meno.
Allora, basta che venerdì mattina sto a tua disposizione perché un No, giorno... mattina, cambi mattina e sera notte, come vattene lo scuso. Ma chi ti fatta a te? Vabbè, allora è tutto a posto, pure orecchio. Sì, signore, non devo accumulare. Va bene, un bacione e buona serata. Ciao, stammi bene. Ciao. Allora prendiamo l'ultima telefonata, poi ci sentiamo domani alla stessa ora. Pronto? Pronto? Buonasera, Buonasera, prego. mi chiamo Lola. Sì, Voglio fare una lettura. sì. Cosa vogliamo vedere? Voglio vedere me e il signore che sto conoscendo adesso. Se diciamo ti puoi fidare? Sì, sei sincero. Sì. Mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? Io ce l'ho 35, il toro E lui? a 57. Ariete. Da questo momento fermami quando vuoi. Fermati. Sì, ti puoi fidare perché è una persona che ci tiene a te. Quindi è una persona molto, molto intelligente e galante. Quindi non vedo sofferenza per te. È perché abbiamo discusso un po' Vabbè. tra ieri e oggi. Vabbè, ma se no, l'amore non è bello se non è litigarello. Ascolta, una consulta privata quanto lo posso fare per dirti delle cose? Quando vuoi devi fare richiesta tramite WhatsApp, scrivi Cleo, voglio consulti in privato, io ti mando il postapay per ricaricare 30 euro per il consulto. Perfetto. Va bene? Ringrazio. Stammi bene, ciao. Buona serata. Buonasera. Ed era l'ultima telefonata, stop con le telefonate. Eccoci qua. Allora, miei cari amici, anche oggi il tempo per me è scaduto. Vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora e andiamo a uscire dal mondo di YouTube. Salutiamo l'amico Angelo Ferrara da YouTube che dice saluti Clea a te e Marta, da Angelo da Casoli. Ciao Angioletto, usciamo da YouTube, ciao ragazzi a tutti.